Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori i denti. Non servo tempo fa, in gianna piazza, pregava Cristo in croce e ci diceva: Cristo lo mai fagione, mi già pazza, mi getta come un cane per la via, mi piglia tutto con la sua manazza, manco la vita mia dici che è mia, distruggila Gesù, samma la razza, distruggila Gesù, fallo per mia, fallo per mia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori i denti. E Cristo mi rispondere alla croce, picchi si son giovati le tue braccia, cuvoli la giustizia si la pazza, nessuno ormai che ho la parapettea. Se tu sei uomo e non sei testa pazza, ascolta bene sta sentenza mia, che io un chiovato in croce non sarei, se avessi fatto quanto di cattia, che io un chiovato in croce non sarei. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiano un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiano un bastone e tira fuori i denti. Siamo all'ennesimo appuntamento di Proscenio, e Proscenio è quello spazio, quel luogo che è sospeso nel nulla, no? È la famosa terra di mezzo, tra chi propone, perché bisogna stare attenti a quelle che sono le regole dello spettacolo dal vivo, perché c'è bisogno di qualcuno che è disposto a dirla o a cantarla, e qualcuno che comunque dall'altra parte è disposto ad ascoltarla. In quello spazio lì ci stiamo noi, provando a proporvi quelle che sono le iniziative, le buone pratiche che arrivano da questa nostra regione. La nostra redazione è molto attiva rispetto a questo e ci racconta e raccoglie quelle che sono le sollecitazioni di produzioni che arrivano con grande forza e soprattutto orgoglio di raccontare delle storie di questa Calabria che
prova a narrare un percorso dal punto di vista artistico considerando, come dicevamo prima, che il binomio turismo, cultura e quindi spettacolo dal vivo potrà essere una forza incredibile. Oggi vi raccontiamo la storia di un gruppo che ha scelto non a caso un nome latino, perché potrebbe essere una di quelle ruffianerie, però coram populo vuol dire metterci la faccia, stare lì, in quella zona in cui esattamente nel proscenio bisogna stabilire un rapporto con il pubblico e rischiare il tutto per tutto, o le pernacchie o gli applausi. E quindi noi stiamo a raccontare la storia di un gruppo oggi che è qui con noi. Vieni Simona. Ciao, ben arrivata. Saluto Simona per prima perché intanto sei la front, come si dice in English way. Il frontman del gruppo, quindi colei che ci mette la faccia cantando, ma comunque c'è Pino Cariati, poi lo ascolteremo dopo, e ci piacerebbe poi, andando avanti, che tu ci presentassi il resto del gruppo. Coram Populo, quindi raccontiamo delle storie. Raccontiamo delle storie, stiamo in mezzo alla gente, raccontiamo anche un po' cantando, no? Delle proteste rispetto a quello che è il disagio del vivere in questa terra calabrese. Disagio ma anche le bellezze di questa terra calabrese, partendo da testi che ci arrivano dai nostri antenati, dietro ogni testo c'è una storia, c'è un pezzo di vita da parte di qualcuno, che sia di Pino, che sia mio, che sia dei ragazzi. E canti sull'emigrazione ripresi anche dall'epoca. Intanto c'è una storia importante che è quella del Novecento, che caratterizza i primi del Novecento, ma comincia anche da prima. C'è una storia che è molto calabrese. Non abbiamo una grande tradizione dal punto di vista, perché la pizzica è salentina, poi c'è la trantella che è molto napoletana, poi noi abbiamo una lunga storia di tradizione popolare su canti e suoni, ma probabilmente non c'è un suono che ci caratterizza in maniera precisa rispetto invece a questa, in questo fatto che noi siamo una terra di mezzo, perché la Calabria accoglie, no? Un po' perché arriva prima il ragionamento sul Mediterraneo, no? Ancora oggi si parla come modernità di una Calabria che deve essere aperta come porta il Mediterraneo e quindi aperta a nuove culture, quando in realtà noi ci portiamo dentro nel DNA, non avendo una cosa che ci caratterizza, perché da sempre noi ragioniamo con quelle che sono state le invasioni dei Saraceni, quindi dei turchi, ma accogliere anche, no? Certo. Queste popolazioni e farne tesoro. C'era uno scrittore calabrese importante che diceva che il calabrese vuole essere parlato. Ritengo che questa sia la mission dei Coram Populo, sì, no? Assolutamente. Perché raccontare delle storie, sì, cioè fare spettacolo dal vivo vuol dire che bisogna raccontare delle storie e bisogna fare arrivare le storie che si raccontano. Sì, decidi di farlo nel momento in cui, io lo dico sempre questo, lo dico in ogni spettacolo che facciamo, se decidi di restarci in Calabria, quantomeno devi cercare di far uscire, no? Il buono, il bello, ma il cattivo anche laddove c'è. Noi fondamentalmente siamo una terra di lamentosi, no? Siamo quelli che si lamentano per ogni cosa, cui non sta bene mai nulla. E allora anche il fatto di inserire nel nostro spettacolo, oltre ai testi di Pino, perché la maggioranza dei testi delle musiche sono state fatte da lui, però ci è piaciuto metterci dentro un po' di Rosa Balistreri, no? Questa contaminazione di Rosa Balistreri che cantava e cantava. Limito un pezzo di narrazione sospesa, perché io poi lo dico a te, lo dico anche a loro che in questo momento non sono inquadrati dalla camera, ma sicuramente la regia ci provvederà, lo dico a Pino sicuramente. Le forme di spettacolo dal vivo sono da sempre contaminate e contaminabili, nel senso che il primo probabilmente strumento per interagire e parlare con gli altri è la musica, è il ritmo, è il suono, e poi probabilmente arriva anche la parola e tutto quanto il resto, per cui sono completamente innescabili e sono innescate in un processo creativo che deve considerare tutto, quindi il vedere, il sentire e l'ascoltare. Sì.
La parola, la musica, Sì. le immagini. Sì, assolutamente. E questo diventa importante. La Balistreri è stato un pezzo importante della nostra cultura per questo motivo. Sì, ma lei era eccezionale per questo, ogni volta che saliva sul palco diceva a ogni fine concerto si può fare politica e protestare in 1000 modi, no? Io canto. Allora canto e conto tutto quello che non mi sta bene, insomma, è sempre attuale quello che raccontava lei, perché se vai a rivedere alcuni testi ti riportano a quella che è la realtà. Quindi ci piace ricordarla, ci piace metterla dentro, era una incazzata, no? Fondamentalmente. Noi siamo incazzati. Noi siamo incazzatissimi, noi siamo incazzatissimi. Oh, io volevo chiederlo a te. No, noi siamo incazzatissimi, io in particolar modo. Quindi... Io non posso permettermi tanto di esserlo in questa veste, ma in generale, restituendo la verità, sono molto. Sì. Però poi la cosa bella è anche il fatto di trovare in un mezzo come la televisione, che può essere tutto e niente, niente e tutto, e che distribuisce probabilmente tanta fuffa, gas. Provare a raccontare alle persone che stanno in casa ad ascoltarci quelle che poi sono le cose vere che compongono la nostra vita, no? Di chi ha scritto musica, testi o parole per rappresentare alla gente quella che poi sono le necessità e i bisogni di un popolo. Io sono convinto che per esempio la Calabria, no? Mi occupo di teatro fondamentalmente, ma sono convinto che la Calabria partorisca dai talenti musicali a vocazione naturale, nel senso che siete tanti e siete divisi, ci sono delle grandissime e buone scuole e non si riesce a capire perché probabilmente siamo nati come un popolo diviso. E questa è una cosa che ci portiamo dietro. Sì, credo proprio di sì. E che fanno i Coram Populo perché questa storia cambi? Perché questo mi piace. Intanto quando nascono? Nascono 20 anni fa. Sì. Quindi tu eri una bambina? Sì, io avevo, guarda, 13 anni. Dove l'hai beccata, Pino? Quando andavo a cantare in quello sotto canta assieme a me da... Dove l'hai beccata? Dimmi perché intanto l'hai scelta? L'ho beccata. È cresciuta frequentando anche casa mia, quindi la conosco da quando era piccola. Io stavo parlando con te. È la tentazione della televisione quella, bisogna guardare in camera. Sì, avevo 13 anni. E a 13 anni che potevi raccontare? Cioè cosa potevi dire ad una ragazza di 13 anni che doveva corrispondere, doveva restituirti delle cose che tu dovevi raccontare in musica? E come fai a spiegarle? Ma lei è sempre stata molto curiosa, sia adesso che quando era bambina insomma era cresciutella, ma non proprio bambina. Le piacevano per eredità le canzoni che cantava la Balistreri, perché suo padre ed io andavamo ogni tanto anche a sentirla in giro. Ci piaceva di andare a tutti quanti e quindi lo seguivamo. Poi a lei piaceva cantare, quindi veniva a frequentare quelle sciocchezze che facevo io. Ma in generale, perché poi in Calabria non si è mai potuto vivere d'arte, no? La mia tentazione fondamentale ogni volta che io faccio quest'angolo che mi chiede la redazione giornalistica e che io ringrazio ovviamente, che mi chiede di condurre, mi piace sempre esercitare una violenza che io ho da 30 anni, no? Perché quando mi chiedono che lavoro faccio, io dico che faccio teatro e qualcuno mi dice vabbè, ma no, ma il lavoro vero. Qual è? No? Perché me lo chiedono sempre. Sì. Il tuo lavoro vero, Pino, qual è? Adesso non faccio niente, sono pensionato e ho l'hobby della musica. E in generale nella vita qual è stato il tuo lavoro? Quando lavoravo facevo l'insegnante. Insegnante, quindi lavoravi in una scuola? Sì, nelle Avevi scuole. delle grandi responsabilità? Sì. E questo già è una cosa che può consolarci. Sì. D'arte non si vive, quindi bisogna fare qualche altra cosa. Puoi presentarci tu gli altri musicisti Certo, che stanno con noi? Abbiamo dei maestri ovviamente, contrariamente a quello che sono io. Lui viene da Acri, suona il clarinetto, è maestro di clarinetto, però gli piace il mandolino di più. Si chiama Andrea Marchese, è con noi da 3 anni, 4 anni, 3 anni che ci sta frequentando, ci troviamo bene insieme e quindi continua con noi. Poi abbiamo beccato il maestro Giovanni
Giovanni Reacche, e anche lui di Acri, anche se vive adesso, lui adesso vive qui a Rende, ed è maestro di contrabbasso, e abbiamo il giovanissimo del gruppo che arriva da Torano, ed è Silvio Cucumo, che è un appassionato delle percussioni, della batteria. Vabbè, al di là che va protetto perché ha la più giovane età, ma comunque è il nome più bello di tutti, insomma, se vogliamo. Vabbè, su quello non c'è dubbio. Se è arte, è arte. C'è arte e arte, quelle sono arti naturali. Ci manca un altro componente che non è con noi questa sera, ma che è un fisarmonicista che si chiama Camillo Maffia. Ci pensavo mentre suonavate che mancava, al di là del fatto che comunque Simona mi ha invaso la comunicazione di messaggi facendomi ascoltare delle cose, peraltro la ringrazio di questo e lo faccio pubblicamente perché sennò i ringraziamenti, io non sono un animale asociale, per cui non sono uno che sta sui social, quindi riesco ad averci anche un rapporto strano, però la ringrazio per i materiali che ha mandato rispetto al fatto di poter elaborare un rapporto con voi oggi. Nasce 20 anni fa questo gruppo, cioè 20 anni, cioè, vabbè, diciamo anche 19 e 4 giorni, non è importante. E nasciamo in una terra difficile. Se vuoi tu ogni tanto, quando hai la tentazione, puoi fare un tappeto musicale mentre parliamo, perché questa, diciamo, ragioniamo sul fatto che siamo in una stanza, perché io penso sempre che quando si fa una trasmissione per gli altri, bisogna ragionare che noi siamo, esattamente in questo momento, 6 amici che stanno parlando e che provano a restituire a chi ci ascolta da casa una verità. Perché il finto, o comunque il costruito, ormai non restituisce tiene poco. più. Perché Coram Populo, cioè qual era la tua emergenza quando nasce questa situazione? L'idea di base, quando abbiamo cominciato, era di portare alla presenza del popolo, fuori da quello che siamo noi, la musica multietnica, quindi andare a pescare dalle etnie musicali e dalle etnie culturali un po' diffuse in tutto il mondo, almeno questa è l'idea iniziale, pescare quello che ci piaceva e portarlo fuori, portarlo con noi, farlo sentire. Poi ovviamente man mano che passa il tempo, che è passato il tempo ci siamo, non so se evoluti o involuti in qualcosa di simile o di diverso a quello che era il pubblico sicuramente da questo punto di vista è giudice unico, appunto, è inequivocabile. Anche quello, un po' seguendo le mode, diciamo che siamo rimasti sempre in un ambito multiculturale, quindi andiamo a pescare sempre delle musiche, suoni che arrivano dalla terra ma anche dalla musica colta. Però ci siamo fermati un po' di più sul sud della Calabria, quindi andando a pescare qualcosa che riguarda le nostre radici culturali. Senti, secondo me, lo dico a te e a Simona, voglio una risposta da entrambi, e mi dispiace non avercela dal più giovane di tutti, ma ci organizzeremo. Esiste la possibilità, cioè, non esiste il fatto di fare spettacolo dal vivo se non esiste un conflitto, no? Bisogna sempre trovare un motivo per raccontare delle storie, perché non solo dal malessere, ma dal fatto che comunque quello che ci accade quotidianamente va raccontato dal punto di vista dell'arte, che sia musica, teatro, cinema, quindi è un'attualità. E questa è una cosa veramente molto importante. Noi ritengo che non dobbiamo fare il verso, no? Perché, ripeto, come ho detto all'inizio, c'è il Salento che c'ha la pizzica, c'è la tarantella napoletana, e ci siamo noi che abbiamo una musica popolare anche abbastanza interessante, se riuniamo quelle che poi sono le esperienze della Locri, dei Gerace, ma anche cioè di tutti i canti popolari che caratterizzano le nostre 5 province, i vasti territori. La vostra è una ricerca più ampia, perché voi arrivate in Sicilia, pescate dal latino, ragionate anche sul cantautorato italiano, quindi sì, siete quelli che danno ragione a me sul fatto che sì, abbiamo probabilmente una ritmica degli strumenti, no? Ma non abbiamo una antologia e una letteratura dal punto di vista della scrittura di musica popolare etnica. Diciamo che anche
la nostra cultura popolare musicale non è stata molto aiutata nel passato, anche questo. Non dico economicamente, ma pure come eventi da creare, che so, tempo fa abbiamo fatto anche un po' protestato simbolicamente, perché si fanno, che so, dei festival jazz dalle nostre parti, quando noi col jazz non c'entriamo proprio niente, mentre si fa poca cosa con la musica popolare, etnica, come se la chiamiamo, comunque vada chiamata, però qualcosa che trae spunto dalle nostre radici, dalla nostra cultura. Ultimamente, negli ultimi anni, poi qualcosa è cambiato, si è fatto qualcosa, però c'è il rischio che in tanti vanno a scimmiottare un po' sempre le stesse cose, ci si ferma senza fare ricerca, senza produrre niente di originale. No, la mia sensazione è, per dirvela tutta, insomma, a sentire quelli che sono i suoni prodotti, perché io, guardando una regione vicina, no, che ha deciso, e questo può essere un monito che noi possiamo lanciare assieme, io e i Coram Populo, assieme a Ten ovviamente, a Proscenio, al governatore regionale, cioè la Puglia ha deciso di investire sulla pizzica, e quindi sul Salento e su determinati suoni, ma all'interno di quei territori, gente come Cesare Degli Anna, Lio Pazzupa, Hotel Albania, cioè è stata tutto quanto un fiorire di esperienze musicali che contaminavano la pizzica con ciò che arrivava dagli altri territori che erano, tra virgolette, di invasione, cioè gli sbarchi che arrivavano sulle nostre coste. Sì. Perché questo non è successo in Calabria, secondo voi? Evidentemente chi poteva farlo non ha investito in questo campo, cioè la cultura... Ha investito ma non ci ha creduto probabilmente, perché comunque se guardi i festival che ci sono in Calabria in questo momento, che sono quelli che tengono nonostante non abbiano i finanziamenti da parte della regione, perché c'è un festival importantissimo e bellissimo che è autogestito, che è quello di Oggi Avan Folk, dove sì, no, ogni anno è bellissimo, i ragazzi si autofinanziano e hanno messo su... Però non è una 20 caratterizzazione della Calabria, Yogi. No, Yogi è il folk. Io sto parlando in generale del fatto che nessuno ha dato un'identità a questa terra precisa, ci ha creduto e ci ha investito. Quello che è stato fatto è i festival aperti un po' a tutte le cose sono questo, ma Radicazioni per esempio, Alessandria del Carretto. Va bene, Simona. No. No, Okay. non voglio interromperti, ricominciamo da qui. Non è assolutamente, non lo farò mai. Ma chiudiamo questa prima parte in musica. Vai. Parto e non parto e non volia partire, su cuore mio non si può licenziare, su cuore mio non si può licenziare. Si parto bello, ti lo lascio ditto, di porti e di finestre un t'affaccia, di porti e di finestre un t'affaccia. Si passa qualche bello giovinotto, tu passalo a chi è non lo risguarda, tu passalo a chi è non lo risguarda.
tuerno ti porta all'altare, su a chi cacchiangino no giorno ridino, su a chi cacchiangino no giorno ridino. Parto e non parto e non volia partire, so cuore mio non si può licenziare, su cuore mio non si può licenziare. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E balla balla balla, che stanotte viene la guerra, nei tuoi occhi, sui tuoi fianchi, tra i profumi della tua terra. Tra i ricordi messi da parte, sugli amori giocati e persi, amoretti ed amori folli, sempre uguali, sempre diversi. Ti diranno che per la pace, per un mondo sempre migliore, per il Dio che ti ha dato vita, per quel Dio che dispensa amore, per i sogni della tua infanzia, perché possono alzarsi in volo, per le navi nella burrasca che ritrovino i loro amori. E balla balla balla, che stanotte viene la guerra, viene a prenderti mentre scopi a culo nudo sotto le stelle. Che guida il mondo ha parlato con voce dura, spezzeremo le reni ai vili, lasceremo soltanto i puri per sconfiggere il grande male, perché nascano i fiori buoni, areremo le terre asse seminandoli a lampi e tuoni. Vivi di miti e fumi, di sequenze orchestrate a caso, tu che invece concimi il tempo e lo rendi vita preziosa. Tutte e due ne sarete carne, tutte e due ve ne ciberete, siate vittime o siate voi, a questo calice lo berrete. E balla balla balla, che stanotte viene la guerra, ti ho da guzzi dentro ai tuoi occhi per nasconderti cielo e stelle. Sul proprio onore, questa è l'ultima finalmente, poi verranno giorni d'amore, dolci albe e freschi tramonti ed immensi prati fioriti, nessun grido, nessun lamento, solo gioia nella tua vita. Darti questa certezza l'han pagato con l'oro puro, che qualcuno dovrà pescare dentro un'acqua malata e scura. Ma tu balla, non ti distrarre, segui il ritmo, la strada larga, vivi il sonno che ti protegge dentro un bozzolo come l'alba. E balla balla balla, che stanotte viene la guerra,
vieni a prenderti mentre scopi, a culo nudo sotto le stelle. Al clarinetto abbiamo Andrea Marchese, al basso c'è Giovanni Reale, percussioni Silvio Cucumo, alla voce, al ballo e la simpatia e la bellezza e quello che volete, Simona Miceli. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta perché il nostro amico, che è Pino Cariati, assieme a Simone, insomma tutti quanti gli altri, perché vi abbiamo detto, i Coram Populo, quindi coloro i quali hanno deciso per missione di suonare, mettendoci la faccia e di raccontare qualcosa a voi che state dall'altra parte, che sia un palcoscenico in generale, che nella migliore delle ipotesi deve essere quello, ma in questo caso per approfondire e per fare un viaggio in quella che è la cultura della produzione musicale in Calabria, i Coram Populo ve l'hanno raccontato e ve lo stanno raccontando insieme a noi in questa puntata di Proscenio, provando a capire che tipo di musica fanno, qual è l'idea, l'identità di questo gruppo. Torna Simona perché abbiamo bisogno anche di te. Pino, abbiamo parlato e abbiamo colto le sollecitazioni di Simona circa Yogi e Alessandria del Carretto e lì mi piacerebbe tornare perché io poi sono convinto che le manifestazioni non servono poco, le manifestazioni pop tout court, no, ma le manifestazioni che scavano, che hanno soprattutto delle produzioni che sono originali rispetto anche al festival che si presentano, diventano anche delle esperienze importanti per quello che riguarda quello che serve per la propulsione al turismo, no? Al fatto di far conoscere dei posti come Alessandria del Carretto per l'appunto, e poi Yogi sappiamo che sta portando tantissima gente, no? Esistono delle buone pratiche che si stanno sviluppando in questi anni. Tendenzialmente però questa è una terra che tende a comprare e ad acquistare gli spettacoli e io contro i miei stessi interessi continuo a dire da sempre che nonostante è una buonissima la qualità relativa al teatro, ma che c'è una grande scuola musicale perché un po' arriva dalle tradizioni, ma poi esistono e bisogna anche difendere quelli che sono i conservatori che hanno formato anche i tuoi musicisti e che fanno un buon lavoro. C'è una buona classe di musica jazz al Conservatorio Stanislao Giacomo di Cosenza, diretta da Nicola Pisani, quindi un dipartimento, ma ci sono tantissime scuole, no? Che sono sparse nei 3 conservatori della Calabria, però si riesce poco, soprattutto nella musica, a fare rete, cioè a capire, no? E a far capire alla politica che la produzione potrebbe probabilmente dare un'identità culturale anche dal punto di vista musicale a questa regione. Qual è, visto che tu mi hai provocato con Yogi e Alessandria pensando che io non fossi d'accordo ma sono più d'accordo di te, qual è la ricetta che secondo te invece può essere data? Se tu dovessi parlare in questo momento non con me, le telecamere ci inquadrano a 3/4, stai parlando con il governatore, anzi con il neoassessore, si chiama Maria Francesca Corigliano, te lo dico perché magari ti rivolge a lei, e quindi cosa diresti tu dal punto di vista del fatto che voi fate musica e producete? Qual è la necessità di chi vuole produrre musica in Calabria? Qual è l'urgenza? Mancano dei luoghi dove provare, mancano delle sale di registrazione, mancano le etichette discografiche, manca la distribuzione, cosa manca? Manca tutto rispetto a questo, almeno dal mio punto di vista. Uno perché nel momento in cui cerchi di accedere comunque a quella che è una sala di registrazione è costosissimo, costa, è inutile. Come è giusto che sia. Come è giusto che sia, però metteteci cioè, dateci la possibilità di farlo. Noi abbiamo fatto un album, il nostro ultimo album risale a 2 anni fa. E l'avete registrato da Carmelo Labbate? L'abbiamo registrato da Carmelo Labbate, però non sarebbe stato possibile se un imprenditore calabrese una sera vedendoci suonare, ascoltando un pezzo nostro, avesse detto: siete belli, siete bravi, voglio investire su di voi. Va tutelato l'imprenditore privato che ha fatto questo gesto. C'è un altro problema fondamentale in Calabria, che si svegliano tutti e tutti fanno musica, ma va bene, perché la musica è bella a tutti i livelli, in tutti i modi e in tutti i generi.
Però non è nemmeno possibile che magari, allora, un'identità precisa, uno studio preciso su quello che può essere il nostro gruppo, dietro c'è un lavoro, no? Allora mo tutti quanti si improvvisano dietro il tamburello, dietro l'organetto, dietro la tarantella. Io sono infatti contrario, ma questa è E una cosa che fanno, mi pare che, no? mi pare che Ecco, ho detto non a chiare siamo- lettere, no? Io non senza sono nulla uno, togliere. io sono convinto che, nel senso che questa cosa che mi piace, questo rapporto che sto avendo con voi, con Pino, con il gruppo, con i musicisti, con te, è perché comunque dietro c'è la ricerca del fatto di fare degli arrangiamenti. Cioè, io ritengo che fare il verso non serva a nulla, fondamentalmente non serve a niente, quindi probabilmente una traccia di musica che parte dall'etnia e quindi dai nostri dialetti, ma anche da quelle che possono essere le ricchezze dal punto di vista antropologico o del sociale, Assolutamente deve sì. essere fatta in libertà, ma Certo. creando musica, Certo. non facendo il verso No, a chi la fa in maniera diversa dalla nostra. Allora ci svegliamo domani mattina e tutti ci improvvisiamo in un festival. Cioè la Taranta non esiste, cioè, Ecco, questa è una appunto. roba per me è falsa. Cioè, Appunto, no ma è così, è falsissima. Però dateci la possibilità di farlo, no? Mancano, tu dicevi il lo fatto stai chiedendo dove... alla Corigliano sempre sì. come fossi tu, insomma, in questo momento no, sarà più ecco, bella, no, io non la ti conosco, ringrazio. non l'ho mai vista. Grazie. Però, voglio dire, non ci danno la possibilità. La stessa cosa del management a livello calabrese. Non esiste. No, non esiste perché non esiste una distribuzione collegata alla produzione, non è che non esiste perché nessuno ha voglia di fare il produttore e il distributore, no? È normale che il mercato si piega più ovviamente su quella che poi può essere una richiesta commerciale, cioè di prodotti che sono conclamati a livello nazionale, ma l'identità, cioè noi abbiamo visto, cioè esiste un prodotto che io non voglio continuare a dire perché sennò poi uno rischia di diventare noioso, esiste Puglia Sound, e tutto quello che è nato attorno, il Medimex, le mostre e le fiere sulla musica, valorizzando la pizzica salentina ma con le commistioni di stili e di grande musica a livello internazionale, hanno un senso perché è stato un progetto con cui la regione, quindi politicamente la regione Puglia ha deciso di investire sul territorio per far sì che quel connubio, no, cultura, turismo fossero assieme. Noi stiamo d'accordo sul fatto che non esiste un turismo, perché la gente non può venire a fare solo il bagno, poi se si rompe le scatole va via, va in un altro posto. Allora qui il ragionamento va fatto che va protetta e sostenuta per un tot di tempo la produzione culturale, magari nominando un direttore artistico super partes che capisca quali possono essere le vocazioni di questa terra, ma che comunque questa terra ha necessità di produrre eventi culturali, non di acquistare e rivendere a noi stessi, cioè questo è il paradosso, no? Non si fa altro che questo. Dimmi tu la tua, insomma, visto che Niente, ne hai io vissute. Credo semplicemente che, ma non solo, vabbè, in Calabria particolarmente, nel sud particolarmente, ma in generale anche in Italia non esiste un investimento sulla cultura di questo tipo, sulla musica. Esiste un investimento, esistono degli esempi importanti. Esistono, sì, senza fare di tutte le erbe un fascio, però non esiste nel senso che non c'è una produzione cioè non ci sono persone che investono sulla cultura, sulla musica per poi ricavarne dei profitti. Non c'è lo Stato che investe in cultura, quindi è una conseguenza. Mentre che so, nelle altre nazioni all'estero si investe sulla cultura e lo si fa come business per guadagnarci dei soldi. E la regione Calabria dovrebbe difendersi da sé, cioè non ha bisogno, perché è chiaro che l'Italia è la più grande nazione, il più grande museo mondiale a cielo aperto del mondo, anche dal punto di vista della produzione culturale, ma non è importante che, visto che ancora, ora c'è un nuovo governo, capiremo, ma a prescindere le regioni nella loro autonomia possono decidere quale è la produzione che può portare avanti, no? Può garantire una filiera produttiva. Cioè in Calabria non penso che possiamo estrarre né gas né petrolio né una nuova filiera, cioè voglio dire, non esisterà. La zona industriale di Crotone è stato un fallimento storico che ha messo sull'astrico l'intera provincia, quindi investire sulla cultura potrebbe essere, no, una coniugazione con il binomio col turismo e le risorse culturali importanti, cioè è auto da fè. Voglio dire, se ti svegli una mattina, no? Noi siamo un gruppo che, bene o male, adesso è ben amalgamato, sogniamo insieme, ci piace, lo facciamo perché ci piace, no?
neanche tanto per i soldi, perché insomma è la verità, loro mi possono testimoniare questo. Lo so ecco. benissimo. Ti viene in mente un'idea, dici voglio portare, ultimamente c'era venuta l'idea di portare in teatro, cercare degli attori, no? Di qua, e portare in teatro Rosa Balistreri l'inverno scorso. Cioè rimettere in piedi l'idea... In piedi la vita di Rosa Balistreri, ovviamente non tutta perché insomma non finirebbe mai, però sai, con i suoi pezzi, quelli più belli, riproporre, riprodurre, sti attori, è impossibile. Come faccio? Dimmelo tu. Dove li prendo i soldi? Bisogna fare una produzione, quindi quello che bisogna fare è capire. In realtà il gioco non è semplicissimo, no, ma lo diventa ancora di più complicato quando non si spiega che voi, al di là di suonare il mandolino, la chitarra, il basso e le percussioni, per fare questo fate un mestiere, è un'arte, è una professione, e per fare questo bisogna essere pagati. Perché io a 50 anni continuo a dire che lavoro fai, se dico che faccio teatro, mi dicono no, il lavoro vero qual è? Non sono mica un ragazzino di 20 anni, quindi non dire a me, cioè, no, lo so, no. Posso capire qual è il problema. Lo dico a te per dirlo a tutti, e il no? Cioè, il movimento è che cambia, perché dietro uno spettacolo ci sono prove, c'è il lavoro. Ci siamo rotti le scatole di andare nei comuni a chiedere quasi quasi per favore mi fai suonare. Ma è il terminale offensivo quello. Cioè, no, ci vuole un'idea sì, di base. Ma l'idea di base ce l'hai, perché vedi il gruppo che ti fa 2 ore di concerto bello, che comunichi, che lasci qualcosa. Cosa. Ci vuole una legge che tutela dal punto di vista regionale la produzione artistica anche in campo musicale, anche in campo cinematografico, come devi esiste. Devi chiedere il favore di suonare alla sagra, no? Che va bene alla sagra, perché ci scialiamo alla sagra, ci mangiamo, siamo in compagnia, però devi chiedere il favore, ma devi chiedere il favore, va, sai, vediamo, sai, però, sai, questa ve la ricordate, un paio d'anni fa, fissato tutto per una festa, non mi ricordo di cosa, sai, però qui preferiscono la musica salentina, hanno trovato un gruppo, prima hanno detto che non avevano i soldi, poi a un certo punto sono usciti 3.000 euro per il gruppo salentino, ve lo ricordate? Giuro che non stiamo promuovendo un movimento politico, ma Simona Miceli non le manda a dire, e quindi è anche questo lo spirito di Proscenio, nel senso che in quel luogo che è sospeso tra chi lo fa lo spettacolo e chi invece deve stare a partecipare, ad ascoltarlo e quindi eventualmente a promuoverlo, a prenderlo a pernacchie, ci siamo noi che proviamo a ragionare sul fatto di portare dentro le vostre case l'idea di quella che può essere la produzione relativamente alla musica, al teatro, al cinema, alla poesia, ai libri, e quindi questo è il nostro mestiere. Proviamo a dare voce a chi ovviamente con qualità, con forza porta avanti un pensiero. Quindi il suo pensiero è decisamente chiarissimo e il mio pensiero di contorno al suo è altrettanto chiaro, nel senso che probabilmente la Regione deve dotarsi di strumenti legislativi che tendono a far sì che i grandi investimenti spesi in ambito culturale, soprattutto per quello che riguarda gli spettacoli dal vivo, debbano essere destinati alla produzione culturale. Pino, 20 anni di Coram Populo, hai avuto mai un finanziamento pubblico per continuare a provare in sala? Ma questo è importante. No. Ridete tutti, per favore. Lei è provocatrice, quindi facciamo finta che non c'è, dai. No, i Coram Populo no, non hanno mai avuto finanziamenti. I Coram Populo sono vissuti così, alla giornata, alcuni anni suonando un bel po', altri anni suonando quasi niente, così. Però, siccome per noi, ovviamente, siccome facciamo altro, come si dice, ma tu che lavoro fai? Quindi il nostro lo facciamo per hobby, quindi la musica, quindi ci possiamo accontentare di questo, ma non ci sono stati finanziamenti. Hai evitato accuratamente di farmi la base mentre io parlavo, quindi di questa cosa... Vabbè, ma a microfoni spenti poi chiariremo anche questo aspetto. Nel senso che però poi diventa anche difficile per i gruppi, soprattutto che si sostengono e autosostengono cercandosi delle date, delle piazze, dei posti dove suonare, diventa anche difficile l'acquisto degli strumenti, il rinnovo delle attrezzature, la possibilità di cercarsi un posto che non deve essere necessariamente casa propria per fare questo tipo di musica, che chiaramente non può essere nel soggiorno di casa, e quindi
avere un luogo dove poter provare in maniera continuativa ed effettiva per migliorare la qualità di ciò che si propone al pubblico. Quindi anche questo è un aspetto che va valutato. Per esempio cito l'esempio della Puglia, che continuo a dire non perché migliori dei musicisti o degli artisti calabresi, ma la voltura di quelle che erano le ex masserie in case musicali o in luoghi di spettacolo, attraverso finanziamenti che arrivavano dalla regione ma con fondi comunitari, è stata una grande intuizione che ha portato tanti piccoli gruppi o medio grandi gruppi ad avere la possibilità di una continuità produttiva e di alzare l'asticella, la qualità delle prove della produzione artistica. I caselli dell'ANAS, non so, fai una proposta, visto che tu arrivi da Sartano, ci sono dei posti che possono essere riutilizzati o anche, per esempio, mi viene in mente che c'è la vecchia ferrovia, nelle ferrovie della Calabria che arrivano fino in Sila, no? con le stazioni. Sì, per le stazioni Pensa quanto potrebbe essere interessante fare un festival di musica popolare spostandosi stando da casello a casello, che potrebbe chiamarsi esattamente da casello a casello. Ora qualcuno lo copierà, ma spero che tu abbia come si chiama, riservato i diritti di questa cosa in qualche modo, se no adesso ti fregano l'idea. Solitamente è più sciolto. no, ma vabbè, abbiamo un bel rapporto, quindi il contraltare di Simona è esattamente Pino. Io ragazzi sono contento che voi siete stati qui e mi auguro che possiamo fare un altro viaggio assieme, sicuramente prima di quest'estate o comunque durante quello che vi auguro sia la possibilità di un viaggio che possa portarvi a raccontare questa terra dentro la nostra terra, ma anche altrove, perché è importante. Noi poi capiamo che accadono i miracoli. Avete visto Dogman, quindi quello che succede, quello che può succedere anche lavorando seriamente dal punto di vista della ricerca artistica, del fatto di studiare, perché il nostro è un mestiere che non finisce mai, non bisogna mai smettere di pensare che si è arrivati, no? o che si suona meglio o peggio di qualcun altro. Quindi vi ringrazio di essere stati qui. Vi ricordo che questi signori che sono stati con noi, a partire da Pino e finendo a Simona, ma per tutti quanti gli altri musicisti che hanno abitato con noi questo studio e questo spazio sospeso che si chiama Proscenio, sono i Coram Populo, coloro i quali ci mettono la faccia, nel senso che lo fanno dichiaratamente perché vogliono stare insieme a voi e che vogliono ricevere consensi o il contrario da parte di chi li ascolta. Noi li salutiamo e vi auguriamo tutto il bene di questo mondo e speriamo di vedervi presto, ma vi lasciamo ovviamente non prima di aver dedicato a noi stessi, che l'abbiamo fatta questa trasmissione, ai nostri operatori, a partire da Enzo, Massimo, da Luca Chito alla regia, un ultimo pezzo che accompagna questa storia di Proscenio assieme ai Coram Populo. Grazie Simona, grazie Pino, grazie ragazzi. E facciamo un pezzo che arriva da lontano. Almeno come idea, siamo nel 1500 se non sbaglio, si parla di Marco Berardi, di re Marcone, a cui è attribuita una piccola cosa che noi abbiamo tradotto in musica aggiungendo un testo in italiano e abbiamo fatto un canto brigante. Tira nemico mio, tira la pinna, fossi canescia morto e la condanna. Tu tieni carta, calamaro e pinna, ed io porvere palla mio comando. Tu si lo vicere di chi sto regno, ed io sognolo re di la montagna. Tanno nemico mio, tanno m'arrendo, quando la capo mi aggira l'antenna. La capo mio, la tua gira l'antenna. Tira nemico mio, fa che sia guerra,
che lotteremo noi per questa terra. E alle tue leggi scritte da furfanti risponderanno i canti dei briganti. Nessuno ci farà più da padrone e non ci piegherà più alcun bastone. Vento di libertà spazzala via, e se vuoi che sia sangue, sangue sia, non scorrerà mai più soltanto il mio. Tira nemico fa che sia l'inizio, che se tu sei la legge o la giustizia, e prima che mi pieghi sonno morte, sul mio coltello io scrivo la tua sorte. E mostreremo il ferro ed il bastone a quanti hanno pretese di padrone. Intoneremo canti per la via, guerra sia contro ogni tirannia, contro ogni schiavitù, che guerra sia. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.